Presentato ieri 3 giugno il progetto di recupero dell'ex casa circondariale chiusa ai fine anni 90 affidata all'Agenzia del Demanio, in temporanea usa a Farm Cultural Park insieme a Festival e South Movie. Il carcere San Vito ospiterà da fine giugno 3 padiglioni della quarta edizione di Countless City, la biennale delle città del mondo, il progetto di valorizzazione dell'ex carcere costruito in collaborazione con il Politecnico di Milano. La riapertura restituirà alla città uno spazio di grande valore simbolico e architettonico. Il convento fu costruito nel 1432 per volontà del beato Matteo Cimarra, sede per oltre mezzo secolo dei frati minori riformati, fino all'acquisizione del 1864 da parte dello Stato, che lo trasformò in carcere duro, trasformandolo in un nuovo centro di innovazione culturale, sociale, giovanile, promosso con il sostegno di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, in collaborazione col Comune di Agrigento, il Parco della Valle dei Templi e la Sovrintendenza ai Beni Culturali. Durante la conferenza stampa sono stati presentati il ruolo dell'iniziativa nell'ambito di Agrigento 2025 e le prospettive future di coinvolgimento della cittadinanza, dei giovani, degli attori culturali locali e internazionali, e sono rappresentati istituzionalmente dall'Agenzia del Demanio, dal sindaco di Agrigento Miccichè, dai fondatori di Farm, Bartoli e Saieva, Maria Teresa Cucinotta, Giuseppe Parello, rispettivamente presidente e direttore generale di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Intanto la prima prospettiva è quella di aprire questo portone verso la città e restituire il luogo alla comunità, al quartiere e a tutti i visitatori. Diciamo, al momento l'affidamento è temporaneo, quindi per noi il desiderio è quello di trasformarlo in un hub culturale. Poi vedremo. Da luogo ovviamente di chiusura a luogo di rinascita. Sì, diciamo che era un luogo di grande sofferenza, un luogo di rinascita e di ripensamento. Probabilmente spesso i momenti di crisi, e credo che qua dentro ne siano stati vissuti tanti, portano a delle riflessioni, a delle rinascite e alla costruzione di futuro, e noi da qui vogliamo partire. Tanti progetti e anche la collaborazione con il Politecnico di Milano. Sì, il Politecnico di Milano, con cui Farm collabora da diversi anni, questa volta abbiamo lanciato la sfida su questo posto in una collaborazione a 3 insieme all'Agenzia del Demanio, Farm Cultural Park e il Politecnico di Milano, per avere delle visioni su... Si riqualifica un posto che è stato per 130 anni un posto di pena, un luogo di pena, è stato per 400 anni un luogo mistico perché era un convento, è nato come convento, e oggi, dopo 30 anni di inutilizzo, iniziano una nuova vita questo immobile. È una nuova vita che si apre alla città, si apre alle comunità, è una nuova vita che sviluppa assolutamente principi di rigenerazione, innovazione urbana, innovazione sociale, e quindi diventa un punto di riferimento per questa città e ci aiuta a capire pure in che modo nel futuro potrà essere al meglio utilizzato, perché il temporary use ha 2 fondamentali principi e 2 fondamentali vantaggi, che sono quelli per cui si arresta il degrado, si arresta un processo di decadenza dell'immobile che porta poi a dei costi, come ben sappiamo, ma soprattutto inizia a darci delle risposte su quello che può essere questo immobile tra qualche anno. Quindi il temporary use, oltre a dare una funzione nell'immediato, ci inizia a dare delle indicazioni, dei suggerimenti su cosa potrà essere. Probabilmente proprio vivendolo capiremo meglio quello che può essere il futuro di questo immobile. L'importante è che lo abbiamo finalmente riaperto, che può essere di nuovo un posto nuovo, un riferimento nuovo per la comunità agrigentina.